Presidente, cambio della campana, oggi al Lions Club Agrigento Valle dei Templi si arriva al momento di consuntivi ma anche di prospettive per il club che cresce giorno dopo giorno con le tante iniziative che lei anche come Presidenza ha valorizzato. Sì, oggi è un giorno speciale perché ci si avvia alla conclusione ma anche in concomitanza un inizio. Infatti con il passaggio della campana si sancisce in maniera definitiva la conclusione del mio anno sociale e l'inizio invece dell'anno sociale di Francesco Pira, mio vicepresidente, che adesso succederà alla Presidenza. Certamente è un momento molto emozionante e particolare perché quando un percorso si conclude comunque impone delle riflessioni e sicuramente quelle che io posso fare sono assolutamente positive perché l'esperienza che io ho fatto durante quest'anno è stata assolutamente ricca, positiva, non sono mancati ovviamente gli intoppi, i momenti di riflessione, però quello che posso dire è che il bilancio è assolutamente positivo. In realtà mi auguro che ciò che è stato iniziato possa proseguire più avanti con continuità con l'opera del professore Francesco Pira e che il club possa ancora una volta affermarsi sul territorio, perché la cosa più bella di quest'anno è stato il fatto che i Lions sono riconosciuti con la gente, tra la gente e per la gente, quindi non è stato più neanche necessario affermarsi, farsi conoscere, perché addirittura nel mio caso mi è anche capitato di essere cercata per poter affrontare delle situazioni difficili e quindi concretizzare dei servizi a servizio del territorio sempre, we serve. Francesco Pira, il cambio della campana oggi del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, lascia Diacono e con lei prenderà la Presidenza. Con quali obiettivi e con quali traguardi ovviamente? Penso che sarà un anno importante, dovrebbe essere il primo anno in cui ci liberiamo forse della pandemia, è un anno in cui stiamo vivendo la guerra e quindi lavoreremo tantissimo, lavoreremo sulle fragilità ma lavoreremo soprattutto per continuare a coltivare i sogni. Sarà un programma abbastanza intenso dove abbineremo i servizi distrettuali e nazionali e alcuni momenti importanti, uno lo dedicheremo alla disinformazione, l'altro al rapporto tra nuove tecnologie e bambini, ma parleremo anche di sostenibilità, insomma un programma intensissimo per dare delle proposte al territorio ma anche per cercare di formulare nuovi auspici per migliorare quella che è la nostra qualità della vita e siamo molto contenti che un club così giovane che già ha avuto risultati eccellenti scelga di continuare su questa strada di qualità e allo stesso tempo di servizio. Mariella Antinoro, nominata da qualche ora Presidente di zona, ha voluto dare anche lei il suo saluto al cambio di campana del Lions Club Valle dei Templi. Oggi per tutti i Lions del mondo è iniziata una nuova tappa che, mamma mia, Continua, dai. Ecco, come affronti questo incarico, Mariella, di nuovo Presidente di zona? Cercherò di affrontare questa presidenza cercando di essere un punto di incontro tra il distretto e tutti i soci, tutti i club della zona 26. Ai 4 club si è aggiunta pure Lampedusa e il Leo Club che è la forza di questa zona. Starò accanto, non sarò solo una guida ma camminerò a fianco di tutti i soci della zona condividendo momenti di servizio, di amicizia, di rispetto e soprattutto cercando di restare connessi. Stasera al passaggio di campana del club Valle dei Templi abbiamo anche la presenza di Fra Giuseppe Di Fatta, il guardiano del convento Sant'Antonio e il ministro regionale OFSI di Sicilia. Abbiamo chiesto come zona di restare connessi, oltre a stare vicino
a tutti i club della zona, cercheremo di aprirci anche ad altre realtà e cercheremo di stare anche all'interno della fraternità per poter costruire, per poter migliorare sempre nel nostro servizio. Ringrazio il governatore Maurizio Gibilaro per la nomina di questo incarico e cercherò di ricambiare la fiducia che è stata riposta in me. Vice governatore Angelo Collura presente a questa iniziativa un club giovane con nuovi innesti che va avanti. Io l'ho definito un club giovane ma dal cuore antico, diciamo che interpreta perfettamente quelli che sono i principi che nel 1917 Melvin John ha voluto che si attuassero e si portassero avanti. Devo dire che è un club corposo, unito, granitico, con grande voglia di fare, ma soprattutto con una grande vocazione al servizio del prossimo. Questo è un club che col trascorrere del tempo crescerà sempre di più e da quest'anno addirittura all'interno vi sarà anche una figura importante per la circoscrizione che è il presidente di zona. Quindi ecco, è un club a cui auguro sicuramente un grande lavoro di comunione e di condivisione e sicuramente un grande gioco di squadra. Per il resto devo dire il Lionismo sta crescendo quotidianamente, in un momento di difficoltà come questo la presenza dei Lions nel territorio si fa sentire e come. Lodate il Signore,